Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto. Dunque apriamo subito questa edizione con gli aggiornamenti per quanto riguarda gli incendi che stanno interessando dalla notte scorsa le frazioni di Prebeneg e Crociata in comune di San Dordigo della Valle. I residenti delle due frazioni sono stati evacuati. Per loro ci sarà una nottata da affrontare nella palestra comunale Clabian a Dolina. Se la situazione lo permetterà, gli stessi potranno fare ritorno presso le proprie abitazioni già dalle ore 9 di domani. Domati nel frattempo 3 focolai tra Monrupino e Opicina. I vigili del fuoco nella nota fanno sapere che le operazioni di spegnimento e contenimento sono complicate, oltre che dalla vegetazione secca e resinosa, anche dal vento che alimenta e spinge le fiamme. La cosa importante è che stanno operando, insomma, anche con i Canadair e ancora adesso, mentre andiamo in onda, sono lì presenti per cercare, insomma, di domare prima possibile questo incendio che sta interessando, come detto, già dalla notte la zona appunto di San Dordigo della Valle. Non si segnalano, per fortuna, feriti. Liliana Resinovic si è suicidata ed è morta 2 o 3 giorni prima del ritrovamento del corpo, il 5 gennaio scorso, nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. A causare la morte sarebbe stata l'asfissia causata da 2 sacchetti stretti, non troppo, sulla testa. Lo riporta la perizia disposta dalla procura giuliana, eseguita da Fulvio Costantinides e dal radiologo Fabio Cavalli, che mette la parola fine alla vicenda, cominciata con la scomparsa della donna, 63 anni, il 14 dicembre 2021. La perizia non è stata ancora depositata comunque in procura. Il corpo di Liliana fu trovato vestito e il corpo in 2 sacchi della spazzatura. Un piccolo imprenditore edile kosovaro è stato ferito al termine di una lite nello stesso punto, la centrale via Carducci a Trieste, dove nel settembre scorso ci fu una sparatoria tra 2 famiglie di nazionalità kosovara. Secondo i primi riscontri da parte degli agenti della questura intervenuti sul posto, come in quell'occasione, anche oggi la lite sarebbe sorta per motivi legati all'attività edilizia in città all'interno della comunità kosovara. Il fatto è accaduto questa mattina, poco prima dell'alba. Secondo quanto si apprende, l'uomo ferito è stato trovato a terra e aveva in mano un attrezzo da lavoro, come un martello, e non si esclude che a sua volta sia stato ferito con un altro attrezzo utilizzato in edilizia. Indagini in corso. Trasformiamo l'incendio in opportunità. Le parole del sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint davanti al progetto Il Carso sono io, che aggiunge: non è più tempo di attendere, è tempo di rendere prioritario questo tema, concentrare l'attenzione verso un Carso che è casa nostra. In questo senso, afferma il primo cittadino, è nata la delibera per amore verso i nostri boschi e la nostra storia, per amore del nostro patrimonio. Sono 800 gli ettari di Carso rientranti nel comune di Monfalcone, di cui ben 450 composti da pinete. Le fiamme che le hanno avvolte durante il devastante incendio di luglio hanno fin da subito trovato forte resistenza, impersonificata sì negli operatori che con grande coraggio hanno affrontato l'incendio, ma anche nelle menti delle persone. Ed è proprio dalle menti dei cittadini, tra questi anche il giornalista Roberto Covaz, e dell'amministrazione comunale che nasce Il Carso sono io, progetto di valorizzazione e tutela del Carso a 360 gradi ed espressione di un grande lavoro di sinergia che vede la collaborazione tra tutti gli attori del territorio per raggiungere insieme un grande obiettivo. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.